Buongiorno e ben ritrovati, primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Anche oggi abbiamo tante notizie, tanta cronaca di cui darvi conto. Torneremo naturalmente con tutte le novità sull'omicidio di Padova e poi un incidente stradale a Cison di Valmarino, un ragazzo uscito autonomamente di strada, è un 19enne che ora lotta tra la vita e la morte, un accoltellamento in centro storico a Venezia e poi nella seconda parte ci sarà spazio anche per lo sport. Come detto, in primo piano l'omicidio di via Isonzo di Marco Cossi dopo l'interrogatorio Fiume di martedì, fermato questa mattina dalla polizia Samuele Donadello, il 47enne amico e socio della vittima, il 48enne appunto Marco Cossi, che è stato ucciso a coltellate in via Isonzo a Padova. L'uomo è accusato di omicidio volontario. Partiamo da qui, ma vi diciamo già che tra pochissimi istanti inizierà in questura a Padova la conferenza stampa del questore Marco Dorisio con tutti gli aggiornamenti. Intanto il servizio. È in carcere Samuele Donadello, 47 anni. Dopo l'interrogatorio Fiume e la confessione di martedì, il GIP del Tribunale di Padova, su richiesta della Procura, ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare a suo carico con l'accusa di omicidio volontario. È lui il presunto assassino di Marco Cossi, il 48enne ucciso con una quindicina di coltellate in via Isonzo lunedì notte. Con Samuele Donadello, Cossi lunedì avrebbe dovuto realizzare il suo sogno e aprire un'attività di food truck. Proprio questo il probabile movente dell'omicidio. A stringere il cerchio attorno a Donadello era stato l'esame di tabulati telefonici della vittima, un uomo che di solito non usciva di casa la sera. Le ultime telefonate erano state fatte proprio con Donadello, che durante l'interrogatorio Fiume di martedì in questura avrebbe consegnato il coltello e ammesso il delitto. E l'amica barista della vittima, ma l'intervista la sentiamo tra pochissimo perché lo vedo alle mie spalle, è arrivato il questore di Padova e allora andiamo subito in diretta dalla questura. Buongiorno a tutti, grazie. Siamo qui per questa conferenza stampa relativa all'omicidio che è stato perpetrato la sera di domenica scorsa 19 qui a Padova, appunto nel sottopasso alle spalle dell'ospedale di via dei Colli. Abbiamo seguito questa mattina la squadra mobile alle ore 9:30, ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura della Repubblica di Padova ed emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Uganeo in ordine al reato di omicidio volontario nei confronti del 47enne padovano, amico o quantomeno socio in affari della vittima Marco Cossi. Faccio una premessa e ringrazio la squadra mobile della Questura di Padova e la Procura della Repubblica di Padova. Poi adesso ripercorreremo le fasi e l'attività di indagine di un delitto efferato che ha scosso anche la comunità Padova e quindi una risposta che andava data nell'immediatezza, contestualizzare l'accaduto e individuare il presunto o quantomeno il protagonista, la persona indagata in stato di arresto. Col procuratore della Repubblica ci siamo sentiti tenuti in contatto già dalla sera di domenica, così come anche con il capo della squadra mobile, col pubblico ministero che si è recata sul posto e continuativamente è stata tutta la notte, anche un domani mattina fino alla sera, ripeto, in sinergia si è lavorati per dare una risposta con il quadro che si era già chiuso a meno di 24 ore dall'accaduto. Dopo 15 ore il quadro era già delineato in ordine a quantomeno con gli accertamenti che adesso vi andremo ad illustrare. Come ricorderete, in sala operativa la sera di domenica 19 arriva una richiesta,
da parte di due ragazzi che appunto stavano transitando, un ragazzo e una ragazza, lì nel sottopasso, e vedono una persona praticamente che con le braccia chiedeva aiuto e faceva segno di fermarsi. I due ragazzi si fermano, erano intorno alle 22, e vedono che l'uomo presentava delle abbondanti ferite con perdita di sangue, aveva una prima coltellata che dal mento praticamente gli aveva aperto la guancia e si era conficcata la gola, altre varie ferite. Chiamano i volanti, nel mentre qui arrivano i volanti, si chiama il 118, l'uomo si accascia per terra. Il 118 arriva, non può far altro che constatare la morte, quindi è chiaro che ci troviamo dinanzi ad un caso di morte, ma chi è che parla? Il caso di morte violenta, con probabilmente un'arma bianca. Quindi sul posto si reca immediatamente il vigile volanti, il 118, la squadra mobile, la polizia scientifica. Viene immediatamente notiziato il pubblico ministero di turno che si reca sul posto. Veniamo notiziati io e il signor procuratore, già che ci sentiamo con tutti coloro che si iniziavano a occupare di questo efferato omicidio. La scena del crimine viene, come si dice in gergo, no? Viene praticamente circoscritta, isolata. C'è un vecchio adagio che dice, da vecchio mobiliere, vecchio lo sono, anche un po' di squadra mobile l'ho fatta, dice che il morto parla e che ogni omicidio è già risolto, però bisogna sul posto saper ascoltare il morto e saper leggere la scena del crimine. La scena del crimine viene quindi dalla scientifica delimitata. E il primo dato che emerge è che l'autovettura era regolarmente parcheggiata a bordo strada, aveva due portiere aperte, quella anteriore, lato autista, e quella posteriore, dietro l'autista, lato sinistro. La persona era a terra, si fa una prima ricognizione e viene identificato perché non aveva aveva il portafogli con tutti gli effetti personali, carte di credito, denaro contante, aveva il suo cellulare, l'autovettura non era stata rovistata. Quindi no, la scena del crimine ci sta dicendo che molto probabilmente o quasi sicuramente a quell'ora la vittima, che poi viene identificato per Marco Cossi, si era incontrato con qualcuno che conosceva. Esclusa l'ipotesi della rapina finita male, da una prima visione dal sangue e dal tipo di coltellate, soprattutto le ho viste anch'io nell'immediatezza, quella data parte dal labbro, apre il labbro giù e si conficca. Parlando con i colleghi mi sono permesso di dire ci troviamo dinanzi ad un caso di overkilling. L'overkilling, perdonatemi, non è un gergo poliziesco. L'overkilling è una teorizzazione criminalistica che trova il suo fondamento su base scientifica. È uno studio e analisi fatti da criminologi che inizia negli anni 900, dove in questi casi l'overkilling sta a indicare un eccesso di violenza dell'aggressore nei confronti della vittima, cioè oltre l'uccisione. Se io sono un killer professionista e devo ammazzare una persona con un'arma bianca, gli do una o due coltellate e muore. Qua invece a occhio, e poi l'esame anche del medico, l'ispezione cadaverica sul posto del medico legale, si parla di oltre una quindicina di coltellate date in faccia, date alla gola, date al torace, date all'addome, date ai fianchi. L'overkilling cosa ci dice? Perché questo studio, questa teorizzazione criminalistica su base scientifica dice che in casi di omicidi dove c'è l'eccesso, no? L'overkilling, si va oltre l'azione necessaria per uccidere la persona, 99 casi su 100 bisogna indirizzare le indagini nell'ambito delle persone che in vita, quindi bisogna cercare tra chi in vita
si è relazionato con la vittima. Quindi ci sta dicendo, questo caso di overkilling, che ripeto non è un gergo poliziesco, ma è una teorizzazione criminalistica, che sicuramente ci dice che bisogna cercare di indirizzare le indagini, avendo già di immediatezza escluso che sia stata una rapina finita male, bisogna indirizzare le indagini nell'ambito delle persone che hanno interagito nelle ultime ore, perché nel frattempo ci dedichiamo alla vittimologia. Le indagini non è che si fanno così, ci vuole metodo. E la vittimologia significa ricostruire anche i movimenti delle ultime ore, siamo intorno alle 22, quindi a ritroso. Identifichiamo la vittima, verifichiamo che viveva originario di Latisana, si era trasferito poi da alcuni anni nel veneziano a Noale, da 2 anni viveva con l'anziana madre e quella sera, domenica sera, ha cenato con la madre, ha sistemato tutto, ha lavato i piatti, l'ha salutata e ha detto che usciva. Quindi dovevamo cominciare adesso a capire le ultime ore di vita, 3 ore diciamo, tra le 20 quando saluta la madre e intorno poco prima delle 22, quindi la vittimologia ci impone di dire cerchiamo di capire, visto che è un overkilling, si è incontrato con qualcuno con il quale in qualche modo si è relazionato. Cellulare. E quindi vediamo che c'erano delle chiamate, esaminiamo le più recenti, ricostruiamo dalla domenica mattina, c'erano delle chat e individuiamo praticamente 4 persone, ovviamente cominciamo poi nel momento in cui abbiamo una vittima, abbiamo 4 persone poi con le quali ha parlato o ha quantomeno chattato dalla domenica mattina fino anche l'ultima poco prima verso le 20. E individuiamo 4 persone. Cosa facciamo? Individuate queste 4 persone, andiamo anche a vedere dove abitano queste 4 persone. Tutto questo la notte di lunedì. La notte di lunedì. Se non sono chiaro magari interrompetemi, perché mi sembra che vedo delle facce un po' perplesse. Quindi la notte non vi è chiaro qualcosa? Se non vi è chiaro potete... Quindi... individuiamo queste 4 persone che nel caso dell'overkilling si sono relazionate quando il Cossi era ancora in vita e andiamo a vedere dove abitano e se ci sono telecamere e acquisiamo anche delle telecamere, delle immagini delle abitazioni delle 4 persone che l'indomani mattina, quindi praticamente a 22 l'omicidio, 10 ore dopo la squadra mobile, con anche il procuratore qui presente, con il sostituto procuratore PM di turno, li andiamo a prendere, per sentirli come persone informate sui fatti. Sentiamo le prime 3 a sommare informazioni testimoniali. Stacchiamo dalla conferenza stampa in questura a Padova con il questore Odorisio che ha ricostruito dal momento dell'omicidio di Marco Cossi tutti i passi compiuti nelle indagini fino a risalire all'uomo che è stato ora sottoposto a fermo, anche le modalità dell'omicidio, l'efferatezza in quelle coltellate che hanno raggiunto Marco Cossi. Adesso avete sentito il traffico telefonico della vittima è stato poi fondamentale per portare avanti, per condurre le indagini con questa tipologia proprio di omicidio di cui si sta parlando. Torneremo a brevissimo in questura a Padova per ulteriori dettagli, poi naturalmente ci collegheremo anche con Valentina Visentin che sta seguendo la conferenza stampa e che ci riepilogherà quelli che sono i punti essenziali di quanto riferito dal questore. Vi do conto di 2 incidenti che sono accaduti entrambi
nel Veronese. Il primo è un incidente stradale dove ha perso la vita un 65enne questa mattina lungo la provinciale 9 tra Affi e Albarè nel comune di Castermano del Garda. L'auto guidata dall'uomo uscito di strada e appunto il 65enne è rimasto ucciso a seguito dei gravi traumi riportati nell'impatto. Inutili tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. Le cause dell'incidente al vaglio ora della polizia stradale di Bardolino, mentre nella frazione di San Zeno di Montagna a Lumini, sempre come detto in provincia di Verona, un 64enne è morto dopo essere rimasto schiacciato dal suo furgone. L'incidente questa notte, al momento dell'arrivo dei soccorsi la vittima era già deceduta per traumi da schiacciamento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri. Altro incidente mortale nel Padovano è accaduto la scorsa notte lungo ancora una volta la strada regionale del Santo a Cadoneghe. Poco dopo la mezzanotte, nello scontro tra un'auto e un camion, è morto un 50enne residente a Padova. Viaggiavano su due carreggiate opposte, il 50enne verso Padova, l'auto articolato verso Castelfranco Veneto. Era passata da poco la mezzanotte lungo la strada regionale 308 del Santo, quando nel territorio di Cadoneghe l'auto articolato condotto da un 55enne residente a Cadoneghe ha invaso la corsia opposta, finendo contro la Polo condotta da Marco Grassetto, 50 anni, di Padova. Uno scontro terribile che non ha lasciato scampo al conducente dell'auto nonostante i tempestivi soccorsi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del SUAM 118, i vigili del fuoco di Padova che hanno estratto il 50enne dalle lamiere accortocciate del suo veicolo. A condurre le indagini sono i carabinieri che stanno cercando di capire l'esatta dinamica dell'incidente. La salma del 50enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tra le cause al vaglio degli investigatori l'ipotesi che all'origine dell'incidente ci sia stato un malore o un colpo di sonno. L'ennesima tragedia lungo una delle arterie più pericolose di tutta la regione, dove il 10 aprile in uno scontro frontale tra due auto avvenuto a Loreggia aveva perso la vita Alessandro Berdin, camionista 50enne di Due Ville. A Venezia ora con una violenta rissa, lite scoppiata ieri intorno alle 21 tra due tunisini che si sono accoltellati a vicenda, feriti entrambi, quello più grave trasportato a Mestre. Al momento si parla di un regolamento di conti o di dissidi personali, ma le indagini continuano. Sul posto Anna Maria Parisi insieme a Francesca Pezzo. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Francesca, e sono ancora visibili, come possiamo vedere dalle immagini di Francesca Pezzo, le tracce di sangue lasciate dai due tunisini che ieri sera si sono accoltellati vicendevolmente proprio qui dove ci troviamo noi, nella calle che porta verso l'ex ospedale Giustinian, come adesso Francesca Pezzo sta mostrando con le immagini. La violenta rissa è iniziata da lì, quindi è proseguita lungo la calle dove ci troviamo noi, con i due accoltellatori di due tunisini, come dicevamo prima, di 37 e 32 anni, che per motivi ora al vaglio delle forze dell'ordine, la polizia incaricata delle indagini, si sta accertando quali fossero, se legate a questioni di denaro e di droga. E poco lontano da qui si trova proprio il Serte. Vedi ancora visibili le tracce di sangue, con uno dei due accoltellatori accoltellati che si è diretto verso questo locale, questo bar, dove ieri sera ha preso da qua una bottiglietta di Coca-Cola per lavarsi il viso dalle tracce di sangue, come ci raccontava poco fa proprio Raul Chiarato, il proprietario del locale. Ieri sera era qua, cosa è successo? Ieri sera ero qui, sono state le 8:15, 8:20, e praticamente è entrato questo ragazzo già ferito al viso e già con tutto il braccio sanguinante. È entrato, ha aperto il frigo, quindi ha sporcato dappertutto. Gli ho chiesto subito cosa stai facendo, perché giustamente ero un po' preoccupato,
e poi è uscito e ha aperto la bottiglia di Coca-Cola, si è cominciato a lavare il viso in calle una volta, poi si è spostato e l'ho rifatto un'altra volta. Nel frattempo dalla Calli sono usciti altri 3 ragazzi e si sono messi a discutere qui davanti, gli hanno tolto la bottiglietta, gliel'hanno buttata per terra, poi lui ha tentato di prendersene un'altra, presumo per fare la stessa cosa, per lavarsi. Nel frattempo si sono allontanati, io ho cercato di chiamare le forze dell'ordine, ero al telefono, quando sono uscito e ho guardato dove era il ragazzo, praticamente ho visto che uno si stava già casciando per terra e quello ferito stava scappando in direzione Santa Marta, gli altri lo visti andare via e poi dopo una quarantina di minuti sono state allertate i SUEM, sono arrivati e dopo circa un'oretta è arrivata la polizia. Ecco, lei diceva che è la prima volta che accadono fatti così gravi di questo genere. Sì, all'inizio abbiamo subito dei furti, però vabbè non importa, erano gente locale, sbandati, però qui dietro abbiamo il CERT, è una zona poco illuminata e dopo una certa ora diventa anche un po'... e le autorità lo sanno sicuramente che c'è questo luogo e che si spaccia, che fanno, però c'è poco controllo, quindi... Ecco, è una zona poco illuminata, è una zona dove non ci sono telecamere di videosorveglianza. Si sa che le mettano perché giustamente siamo controllati un po' dappertutto, noi non abbiamo nessun problema, però è giusto che vengano controllate queste zone con telecamere, almeno così uno sa che gente gira e hanno gli spostamenti, però si vede che l'amministrazione non fa nulla per queste cose qua, dobbiamo essere tutelati anche noi perché giustamente dobbiamo lavorare, almeno spero che in questi casi qua che facciano qualcosa di più. Ecco, Raul, senta, lei chiude presto il suo locale? Io chiudo presto proprio per evitare queste, non voglio che la sera succedano, anche perché da me vengono famiglie, gente molto tranquilla, quindi non voglio, anche perché giustamente nella zona abitano persone, quindi non voglio creare disturbo, però giustamente se dopo una certa ora è la terra di nessuno, perché in Calle non c'è più nessuno. Ha paura adesso? Beh, un po' sì, soprattutto anche per i clienti, perché giustamente non si sa mai chi può entrare, perché loro non hanno nessun problema, non hanno paura loro, abbiamo paura noi perché non siamo tutelati, quello è il problema. Ecco, con l'appello di Raul Chiarato affinché questa zona venga maggiormente monitorata dalle forze dell'ordine, ma altresì anche dall'amministrazione comunale con delle telecamere che adesso non ci sono. Questo collegamento termina qui, grazie al nostro ospite, e con le immagini per la parte tecnica di Francesca Pezzo ti restituisco la linea, Francesca. Grazie Anna Maria, grazie a Francesca Pezzo, grazie anche al vostro ospite. Torniamo con la cronaca nel Vicentino. Pellegrino Antonio Sandonà, 80 anni, di Arsiero, era in vacanza con gli amici per una gita in bicicletta che si è trasformata in tragedia. Ha perso la vita in provincia di Oristano. Doveva essere una settimana di sport e amicizia lungo le strade della Sardegna, invece si è trasformata in una tragedia. L'imprenditore caseario Pellegrino Antonio Sandonà, 80 anni, di Arsiero, è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre era in bicicletta. Il dramma è avvenuto lungo la statale 128 tra Tonara e Sorgono, in provincia di Oristano. Sandonà faceva parte di un gruppo di ciclisti dell'Alto Vicentino e si era fermato a bordo strada per rispondere a una telefonata. Il luogo un rettilineo con ampia visibilità. In quel momento è sopraggiunta una Fiat Panda condotta da un novantenne del luogo che lo ha centrato in pieno. L'impatto violentissimo non gli ha lasciato scampo. Non molto distante da Sandonà c'erano 3 amici che hanno dato l'allarme. Sono intervenute 2 ambulanze dal vicino ospedale e si è alzato in volo l'eliambulanza da Olbia, inutilmente. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. La procura di Oristano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La salma è stata trasferita a Cagliari per l'autopsia. La notizia ha raggiunto rapidamente Arsiero, dove Sandonà, titolare della Sandonà Formaggi, con attività anche a Villaverla, Posina e in altri centri dell'Alto Vicentino, era molto conosciuto e apprezzato, una figura stimata, come ricorda Fabrizio Cannata, che abbiamo raggiunto in Sardegna tra gli organizzatori della trasferta. Eravamo in vari gruppetti, lui quando è successo il fatto erano in 3, ma era fermo sul ciglio della strada e niente, purtroppo non si è accorto di niente perché era girato nel senso di marcia ed è stato investito da dietro allo sport che Sandonà pratica da molti anni, quindi
Che ricordo ha di Sandonà? Ma è una persona allegra, che piaceva vivere la vita e era sempre un animatore del gruppo, tanto che aveva portato anche parecchio formaggio per festeggiare, e lui che ha una latteria e diversi negozi, ecco. Quindi, Perché lui era ancora in piena attività lavorativa? sì, in piena attività con la famiglia. E adesso andiamo a Cison di Valmarino con la nostra Daniela Sizzi insieme a Tommaso Migot per raccontarci quanto è accaduto questa notte con un'auto che esce di strada e finisce contro un muro e una vetrina, la vediamo già alle spalle di Daniela, e c'è un 19enne in gravissime condizioni. Buongiorno Daniela. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo in piazza della Vittoria a Tovena di Cison di Valmarino. Qui la macchina ha impattato in maniera violentissima, lo vedete, questa era un'ex scuola elementare comunale chiusa da anni. Guardate, ha divelto completamente l'inferriata della scuola, poi l'auto è sbalzata dalla parte opposta della strada e il motore è rimasto lì, in dove vi facciamo vedere, dobbiamo attraversare, chiedo magari a Tommaso, ecco, perché non è una strada, fra l'altro una strada anche pericolosa, e qua è rimasto il motore della macchina. Francesca, poi lì si è fermata all'auto e il ragazzo purtroppo è sbalzato proprio fuori dalla macchina nei gradini che vedete là davanti, dove purtroppo c'è ancora del sangue. In fin di vita, le condizioni sono apparse immediatamente gravissime. Il giovane è stato subito trasportato all'ospedale di Treviso, dove sta combattendo tra la vita e la morte. Prima abbiamo sentito una signora che ci ha detto: abbiamo sentito un boato pazzesco, mi hanno tremato le finestre e poi ho visto e ho sentito le sirene arrivare. E c'era anche il papà di un ragazzo che ha soccorso questo 19enne di origini moldave, insieme a questo ragazzo, insieme al giovane che ha avuto l'incidente, erano in un bar proprio poco distante, un gruppetto di amici. Poi lui si è spostato in macchina, probabilmente, ci dice il papà, voleva prendere delle sigarette, evidentemente sicuramente a forte velocità ha preso l'auto, ha fatto questa curva, non ha tenuto l'auto, che si è schiantata. Ci dice che il figlio è andato immediatamente a soccorrere il ragazzo, il 19enne. Purtroppo le condizioni, come vi dicevo, erano davvero già gravissime, e quindi insomma hanno fatto di tutto, lo hanno provato a soccorrere, poi hanno aspettato il SUEM che arrivasse, che lo stabilizzasse, per poi trasportarlo in ospedale. Uno schianto davvero terribile, e i cittadini qui ci dicono: è una strada pericolosa, è una strada dove corrono tanto, e purtroppo l'abbiamo visto anche noi in questi minuti, insomma attraversare diventa davvero difficile perché non rallentano. Questo è quanto è accaduto. Noi stiamo aspettando qua proprio il ragazzo che ha soccorso l'amico pochi istanti dopo il drammatico incidente, e vi faremo sentire le sue parole nel corso del telegiornale questa sera alle 19:30. Francesca, qui da Cison di Valmarino è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie davvero Daniela, grazie a Tommaso Migot. Questa sera poi le voci raccolte da Daniela Sizzi e Tommaso sul luogo di questo gravissimo incidente. Ci spostiamo con la cronaca nel Vicentino con due notizie, una incentrata su Costa Bissara con l'assalto ad una ditta, l'altra invece con una maxi operazione antidroga del nucleo operativo speciale della Polizia Locale di Vicenza. Tutto questo da Luisa Bertini, con lei Simone Squarcina. Buongiorno Luisa.
Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Come anticipavi, apriamo con una notizia di cronaca che riguarda la provincia vicentina, quindi riguarda una ditta a Costa Bissara in cui qualche giorno fa ladri sono entrati entrando dentro la ditta di Costa Bissara. Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver violato i sistemi di sicurezza e oscurato le telecamere, hanno fatto irruzione nell'edificio impossessandosi della cassaforte. Il bottino è ancora da quantificare, le indagini sono affidate ai carabinieri. Ma adesso noi ci troviamo qui al comando della Polizia Locale di Vicenza, dove è stato tracciato un po' il bilancio dell'attività di questi 4 mesi relativa sia alla lotta contro lo spaccio sia quella contro il degrado in senso più generale. Presento i miei ospiti che sono Alessandro De Franciscis e il commissario Guido Guglielmi. Numeri importanti relativi alla droga, parliamo di circa 400 dosi sequestrate. Sì, nei primi 4 mesi del 2026 abbiamo effettuato 65 operazioni mirate al contrasto dello spaccio diffuso di sostanze stupefacenti, che ha portato appunto al sequestro di 400 dosi e più di 2.000 euro in contanti che sono stati ritenuti proventi dell'attività di spaccio. Ecco, l'ultima operazione ha portato anche ad un arresto, operazione che ha riguardato una delle zone calde della città. Sì, l'operazione è stata portata a termine appunto all'interno dell'area verde di Campomarzo e del Quadrilatero, che sono aree limitrofe all'area verde, dove appunto è stato sorpreso un pusher accedere della sostanza stupefacente, pusher che una volta portato all'interno e fotosegnalato è stata effettuata anche una perquisizione domiciliare, dove sono state rinvenute 24 dosi di eroina, 34 di cocaina e più di 1.100 euro in contanti nascosti sotto i materassi. Naturalmente il pusher è stato tratto in arresto convalidato ed è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in Veneto. Ecco, attenzionata soprattutto l'area di Campomarzo, da cui arrivano clienti, tra virgolette, anche da tutte le altre province. Sì, l'area verde di Campomarzo e Quadrilatero è sicuramente l'area più attenzionata e dove giungono appunto anche da fuori provincia, perché è considerata una piazza di spaccio economica. Però non solo l'area Quadrilatero di Campomarzo, ma anche i quartieri della città sono attenzionati dal NOS, che ogni giorno continua a effettuare operazioni proprio mirate al contrasto del microspaccio. Ecco, non solo spaccio, dicevamo, ma anche controlli antidegrado. Voi avete identificato diverse persone in questi 4 mesi? Nei nostri interventi abbiamo identificato più di 350 persone, oltre ai bivacchi abbiamo fatto oltre 2000 interventi, prevalentemente in centro città, nelle vie limitrofe e anche nei quartieri siamo sempre presenti, oltre a collaborare strettamente con la squadra dei NOS. Ecco, quali sono le zone più attenzionate per quello che riguarda i bivacchi? In questo momento i bivacchi iniziamo subito col centro storico, però non parlo più di 10 bivacchi che riscontriamo giornalmente. Poi siamo più attenzionati ai parchi, perché si sta aprendo la stagione estiva e stiamo controllando e monitorando quelle zone. Ecco, l'avete sentito, lotta contro lo spaccio, contro i bivacchi. Per il momento dal comando della Polizia Locale di Vicenza è tutto, a te la linea. Grazie Luisa. E grazie anche alla Polizia Locale. Noi adesso ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torneremo in diretta e torneremo anche a collegarci con la Questura di Padova con le novità sull'omicidio di Marco Cossia tra poco. Di nuovo in diretta, torniamo in Questura Padova, dove è in corso dalle 12 la conferenza stampa del questore Marco Dorisio, che sta illustrando tutti i dettagli delle indagini sull'omicidio di Marco Cossi, il 48enne ucciso a coltellate in via Isonzo. La polizia questa mattina ha eseguito il fermo del 47enne accusato di omicidio volontario. La ricostruzione abbiamo sentita nella prima parte delle ore immediatamente successive all'efferato delitto. È stato accoltellato più volte, coltello, lo ha detto il questore durante la conferenza stampa, mai ritrovato. Ma torniamo a Padova. Quindi il fermo ho letto perché non si sta, perché siamo in uno stato caratterizzato dalla civiltà giuridica che trova il suo fondamento nella nostra Costituzione.
col procuratore Angelo Antonio Racanelli, anche ci siamo sentiti, poi visti, per cui rappresenteremo, vediamo magari di prevedere un'aggiunta, un ulteriore comma alla norma processuale penale che prevede il fermo, magari dove per alcuni reati particolarmente più gravi, una strage, un omicidio volontario, magari prevedere un comma, una piccola modifica dove per questi reati gravissimi, laddove già ci siano i gravi, precisi e concordanti indizi, quindi anche in assenza del concreto pericolo di fuga, si possa procedere ad un fermo. Ma stiamo ragionando in termini giuridici proprio per dare, perché siamo in uno Stato, grazie a Dio, ripeto, caratterizzato da civiltà giuridica. Col procuratore dico, infatti, analizzando, abbiamo detto ci sono già delle forme di arresto differito, l'arresto differito per quanto riguarda le manifestazioni sportive, l'arresto e sequestro differito per quanto riguarda il DPR 390 dell'81 sugli stupefacenti, che consente di fare i sequestri ritardati e anche gli arresti ritardati. Siamo uno Stato caratterizzato da alta civiltà giuridica. Non c'è nessun mostro da cercare, da costruire. La mia riflessione, il mio pensiero fin da subito ha dato poi, no? Perché siccome non c'è nessun mostro, nessuno che si preoccupa, noi ce ne siamo preoccupati umanamente, perché poi alla fine sono storie dove c'è la vittima, ci sono i familiari della vittima, l'anziana madre, la sorella, dall'altra parte 2 figli piccoli, e sono storie che devono farci riflettere dal punto di vista umano. Non c'è nessun mostro, abbiamo lavorato secondo i canoni della civiltà giuridica che ci caratterizza, abbiamo contestualizzato un grave episodio, un omicidio efferato. Dopo 15 ore era tutto chiaro, avevamo individuato il protagonista dell'aggressione, poi presunzione di innocenza fino ad una sentenza definitiva. Abbiamo individuato il movente, un movente dove sicuramente era una società in affari, ma non solo per i panini, ma anche per la vendita di droga. Scusi, una precisazione su questo, se posso, perché non ho Prego, capito bene. prego. Questo fatto che dovesse servire come una copertura, era un accordo tra i due o solo il presunto o l'indagato aveva pensato? Non l'indagato, era un'idea della vittima. Ah, ok. Se non è chiaro, era un'idea della vittima. Infatti adesso, visto che la vittima, noi dobbiamo raccogliere tutti gli elementi, anche ciò che è emerso, visto che la vittima svolgeva, ma non voglio, attenzione, noi un'attività di autista per la logistica, abbiamo anche acquisito tutte le consegne, i tragitti per verificare, ci sono poi contatti telefonici che andremo ad approfondire, tabulati, e quindi quando ho parlato della vittimologia significa ricostruire la vittima, tutto ciò che la vittima in vita ha fatto, non solo dal punto di vista relazionale con le persone, le ultime, ma proprio della sua vita. No, certo, mi era parso impressionante. No, passo. Adesso poi vi daremo un comunicato dove è esplicitato. Tutto questo è esplicitato. Prego? Sì, in base, ripeto, poi dobbiamo riscontrare, saranno fatti anche degli esami tossicologici, perché probabilmente c'è stata anche l'assunzione di un qualcosa, non certo vino, che può aver alterato. Quindi questo è quanto. Prego. Prego. Un'assunzione l'avete fatta. Signori, stiamo facendo esami tossicologici, l'assunzione poi quando adesso è, per cui perdonatemi, ma le indagini, i processi si fanno nelle sedi. Prego, faccia la domanda. Dunque sta per concludersi, ora ci sono le domande dei colleghi che hanno seguito la conferenza stampa del questore Marco Dorisio a Padova, l'omicidio è quello di Marco Cossi, poi ci collegheremo con la nostra Valentina Visentin che ci farà un riepilogo, un riassunto di quanto detto dal questore in questa conferenza stampa a Fiume. Noi torniamo alla cronaca, restiamo nel Padovano.
Milano. Non sono chiari i motivi per cui 2 diciottenni hanno sparato a dei ciclisti sulle strade dei Colli Euganei nel giorno di Pasquetta, un episodio che ricorda quello del dicembre scorso in provincia di Verona, dove un 25enne sparò a salve proprio contro un gruppo in bicicletta. Sparavano ai ciclisti con una carabina da soft air. Per questo 2 giovani di 18 anni residenti in provincia di Padova sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Lozzo a Testino. 2 gli episodi che li vedono coinvolti, entrambi nel pomeriggio di lunedì di Pasquetta. Il primo episodio si è verificato in via Vasche, nella frazione di Vovecchio, dove un ciclista è stato colpito alla gamba sinistra da alcuni pallini. La vittima ha fornito ai militari il modello, il colore e la targa parziale dell'auto dei responsabili, oltre a un dettaglio distintivo, la presenza di tendine bianche nel lunotto posteriore. Grazie alle immagini di videosorveglianza comunale, i carabinieri hanno rapidamente individuato il veicolo e risalito al proprietario. Il figlio di quest'ultimo, uno dei 2 diciottenni, ha consegnato spontaneamente l'arma, una carabina elettrica da soft air di vendita libera, prelevandola dal sedile posteriore dell'auto. L'arma è stata sequestrata. Le indagini hanno permesso di ricostruire anche un secondo episodio ai danni di 3 ciclisti lungo via Marconi a Vo. I 2 giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rovigo per getto pericoloso di cose. Nel 2024 Paolo Michelotto si tolse la vita dopo aver perso il posto alla metro di Marghera. 2 anni dopo la sentenza del Tribunale del Lavoro fu licenziamento illegittimo. Sono contenta che sia stato riabilitato al nome di mio fratello, perché era una persona brava, onesta, un lavoratore integerrimo che ha dato anima e corpo per l'azienda, basta, non le posso dire altro. Poche parole ma incisive, quelle della sorella di Paolo Michelotto, il dipendente 55enne del magazzino Metro di Marghera, che nell'agosto 2024 si tolse la vita dopo aver perso il posto di lavoro per un presunto danno di 880 euro all'azienda. Dopo circa 2 anni è arrivata la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia. Quel licenziamento era illegittimo. La sentenza ha riconosciuto questo, cioè che il licenziamento era eccessivo rispetto ai fatti contestati e di conseguenza è stata condannata la Metro a risarcire la famiglia di 15 mensilità. CGIL Veneziana e Filcams avevano avviato insieme alla famiglia una causa legale contro il licenziamento. La famiglia aveva rifiutato un risarcimento diciamo così prima della causa perché voleva avere la certezza, voleva avere la sentenza che dichiarasse appunto che il licenziamento è un licenziamento eccessivo e questo è stato, quindi è contenta di questa situazione, ovviamente non è contenta, cioè chiaramente la situazione è tragica per quello che sappiamo. Impiegato come addetto alle vendite, secondo l'azienda Michelotto aveva agevolato alcuni clienti consentendo di risparmiare sulle spese di spedizione, pratica contestata inizialmente sospendendolo e poi licenziandolo e calcolando il danno in 280 euro. Michelotto, dopo oltre 30 anni di lavoro, si era così rivolto al sindacato per impugnare la decisione, ma 10 giorni dopo si tolse la vita. Noi siamo qui oggi appunto per chiedere alle aziende di trattare i lavoratori con dignità e di non umiliarli. Ci dispiace che oggi Paolo non potrà gioire con noi questa sentenza. E ringrazio i familiari che con tutto il dolore sono riusciti a portare avanti insieme all'ufficio legale della CGIL e allo studio Azzarini questa causa, che ha riportato la dignità di Paolo, ecco, ha confermato la sua forte dedizione al lavoro e il suo lavoro esemplare che ha sempre effettuato. Ecco, solo questo purtroppo ci dà questa gioia oggi, ma il resto è una giornata triste di una pagina del lavoro. Proseguono le indagini dei carabinieri per identificare i responsabili della rapina di domenica a San Zenone degli Ezzelini e in paese c'è preoccupazione per un episodio così violento. Continua a rimanere chiuso nel silenzio Fabio Gallina, l'imprenditore violentemente rapinato domenica sera. Abbiamo provato più volte a suonare al campanello della sua villa di San Zenone degli Ezzelini senza però avere risposta.
Intanto le indagini dei carabinieri proseguono. Le fascette da elettricista con le quali i rapinatori hanno legato Fabio Gallina sono state mandate a rissa a caccia di tracce biologiche, un assalto in villa che preoccupa tutto il paese. Ho chiesto tra l'altro alla polizia locale un'intensificazione di quelli che sono i controlli specie nelle ore notturne per garantire proprio sicurezza alla cittadinanza. A far paura è soprattutto sapere che una banda di malviventi pronta a tutto è ancora in giro. Sempre paura anche perché noi altri che siamo vecchiotti, vera, e viene dentro e mi dà una bastonata. So cosa che succede, perché quando chi ciapa li mette dentro e il giorno dopo li fuori. Bisogna stare attenti oggi. Bisogna chiudere le porte il più possibile, però si ha l'intenzione. Una vergogna, io spero che riescano a trovare chi sono, ma ho i miei dubbi. Mi dispiace tantissimo che succedono queste cose e non sono puniti purtroppo anche se li trovano. Un colpo studiato nei minimi particolari, quello dei banditi che hanno rapinato il fondatore dell'azienda Forno d'Asolo. Molto diverso da una volta, quando venivano a rubarti solo i salami, per dire, adesso invece ti menano pure. Se si ritira in casa, si chiude tutto e si sta tranquilli, si accendono luci, si sta a casa, chiusi. La gente ha paura, si chiude in casa, soprattutto la sera. La gente di San Zenone qua è un po' rimasta sorpresa perché si pensava fosse in altre zone, ma quando ti trovi anche vicinanze così rimani un po' allibito, cioè è scioccato. La Polizia Penitenziaria di Rovigo ha sventato un piano di evasione dal carcere di un detenuto ristretto al regime detentivo speciale che sarebbe dovuto avvenire con il supporto di complici all'esterno, ma anche con l'impiego di un elicottero, con poi una successiva fuga all'estero anche attraverso possibili azioni cruente. La scoperta è avvenuta dopo un'attività di controllo e perquisizione all'interno delle celle dove sono stati trovati telefonini cellulari illegalmente introdotti nella sezione di alta sicurezza e nascosti in aree comune. Il ritrovamento degli apparecchi ha portato all'iscrizione di un procedimento penale per alcuni detenuti per il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione. La Procura ha quindi disposto ulteriori approfondimenti, disponendo accertamenti tecnici sui cellulari sequestrati, scoprendo così il piano di fuga del detenuto. I bimbi piccoli danno fastidio agli altri spettatori. Con questo motivo gli organizzatori di uno spettacolo al Teatro di Conegliano hanno vietato l'ingresso ad una bambina di 14 mesi, rovinando la serata a tutta la famiglia, che ha denunciato l'episodio ai nostri microfoni. Noi ieri sera dovevamo andare a Conegliano a vedere uno spettacolo, io, mia moglie e le mie due figlie, una di 9 e una di 1 anno e 2 mesi, ma alla richiesta di se potevamo portare la bambina piccola ci è stato detto di no perché poteva recare fastidio, piangendo e quant'altro. Hanno acquistato 3 biglietti, totale 130 euro, per lo spettacolo del comico Francesco Cicchella al Teatro Accademia di Conegliano, ma alla serata di divertimento non ci sono potuti andare perché gli organizzatori hanno impedito alla famiglia residente a Carbonera di accedere alla sala portando con sé la figlioletta di 14 mesi. I bambini di quell'età danno fastidio, questo si sono sentiti dire i genitori, che a quel punto hanno rinunciato allo show, così come l'altra figlia di 9 anni. Mamma e papà hanno scoperto di non poter far entrare la bimba giusto perché per scrupolo hanno chiamato l'organizzazione per sapere se in sala potevano accedere con il passeggino. Di non poter portare bimbi piccoli non era stato specificato da nessuna parte. Comunque posso capire se fosse stata un'opera, una roba del genere, però insomma dei comici che vedi anche in TV su Zelig, che comunque partecipano bambini e quant'altro, non mi sembrava il caso di dire una roba del genere. Bambini considerati non delle persone, degli spettatori come gli altri, ma un fastidioso intralcio. Sono andato a varie manifestazioni perché cerco sempre di portare i figli ovunque senza lasciarli dai nonni. Sono andato allo stadio a Monigo a vedere la partita del Benetton Rugby e la bambina era sempre stata ben voluta. E su varie manifestazioni io me la porto sempre dietro, però si vede che al teatro, che tanto si lamentano che non vanno i giovani, li bloccano già da bambini. Alla coppia non è rimasto altro da fare che inviare un'email con richiesta di rimborso, ma ancora non ha ricevuto risposta. Sì, voglio il rimborso, però non è tanto quello, è proprio vai a spiegare a una bambina di 9 anni, sì, guarda, non siamo potuti andare perché la sorellina che hai tanto voluto ti ha proibito di andare al teatro perché c'è gente che non vuole i bambini a teatro.
Sarebbe stato ucciso in un'operazione contro l'Iran e non in una tempesta sul Lago Maggiore l'agente segreta triestina Tiziana Bernobi, morta nel 2023 con un collega e uno 007 israeliano. La rivelazione del numero 1 del Mossad. L'agente segreta triestina Tiziana Bernobi, morta in un incidente sul Lago Maggiore nel 2023 insieme a un collega e a uno 007 israeliano, in realtà fu uccisa in un'operazione contro l'Iran e non a causa della tempesta e dell'imperizia dello skipper che non riuscì a evitare il rovesciamento dell'imbarcazione. La rivelazione del numero 1 del Mossad, David Barnea, è stata diffusa da un'emittente israeliana e sta rimbalzando in queste ore sui media nazionali. L'agente segreto israeliano M e con lui gli agenti italiani Claudio Alonzi e appunto la 53enne triestina Tiziana Bernobi sarebbero stati uccisi dall'Iran e non dalle avverse condizioni atmosferiche che travolsero la barca su cui si trovavano il 28 maggio di 3 anni fa. L'operazione, a cui stavano lavorando una ventina di agenti segreti, era stata pianificata proprio per definire i piani di attacco all'Iran. L'obiettivo, stando alle rivelazioni, era impedire che a Teheran arrivassero armamenti avanzati, forniture di armi e tecnologia per arricchire l'uranio. I media israeliani hanno associato la figura dell'agente M al nome di Erez Shimoni, la spia deceduta dopo il tragico incidente di fronte a Sesto Calende, in occasione del quale avevano perso la vita anche la triestina Bernobi e Alonzi, entrambi nell'intelligence italiana. Ha tentato di investire il vicino di casa con una ruspa, arrestato un 70enne, è accaduto nel Trevigiano, a Paese. Il servizio per la regia tenta di investire con la ruspa. Adesso arriva il servizio, intanto vi anticipo che tra pochissimo avremo anche uno spazio dedicato allo sport con l'avvicinarsi del Giro d'Italia a Belluno, la città che si prepara dopo un anno di stop ad accogliere la carovana rosa, e poi anche la vittoria dell'Imoco Volley ieri con l'8º scudetto consecutivo, ma intanto continuiamo con la cronaca. È salito su una ruspa, poi ha tentato di travolgere il vicino di casa con il quale aveva appena avuto l'ennesima lite. È accaduto in Via Verdi a Paese, un rancore covato da tempo per motivi legati a questioni di confine, una discussione accesa iniziata nel pomeriggio che ha rischiato di finire in tragedia. Un 70enne, ad un certo punto accecato dalla rabbia, ha preso la ruspa e senza pensarci 2 volte ha tentato di investire il vicino di casa, un 50enne di origini albanesi. Il pensionato, per fortuna, non è riuscito nel suo intento, ma ha danneggiato una piattaforma che era presente nella proprietà del 50enne, dove sono in corso alcuni lavori edili. La vittima dell'aggressione, spaventata dalla reazione del vicino, ha subito allertato le forze dell'ordine. In pochi minuti sul luogo è intervenuto un'auto dei carabinieri. I militari hanno tentato di calmare gli animi e riportare la situazione alla normalità, ma il 70enne, furibondo, si è scagliato anche contro i carabinieri, aggredendoli con spintoni e calci. Per lui è scattato l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'anziano, difeso dall'avvocato Simone Guglielmin, è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Iuri De Biasi ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di firma giornaliera presso i carabinieri di Paese. Il processo invece è stato aggiornato al prossimo 26 settembre. Aggredita e minacciata di morte in cimitero mentre va a trovare il compagno morto in un incidente stradale. 53enne condannato a 7 mesi di reclusione. Il compagno morto in un incidente stradale nel 2019, l'auto tamponata da un tir nulla da fare per l'uomo che muore sul colpo. La fidanzata, ora 44enne, rimane sola con la bambina, ma alla tragedia si somma anche una violenta diatriba con la famiglia di lui che sfocia in un'aggressione fisica e verbale. La donna viene avvicinata dal fratello della vittima nel cimitero proprio mentre stava andando a mettere i fiori nella tomba del compagno. Purtroppo in quel contesto c'è stata una discussione che è degenerata e l'imputato ha minacciato gravemente di morte
la mia assistita l'ha strattonata, l'ha presa per i capelli, insomma, e la signora poi è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso e ha avuto anche successivamente un periodo abbastanza lungo di stress che le hanno provocato anche dei disturbi a livello anche di ipertensione, cardiaci e così via. La donna esasperata dalla situazione ha deciso di sporgere denuncia. In tribunale a Treviso l'imputato, un 53enne, è stato condannato a 7 mesi di reclusione, pena sospesa, al pagamento di una provvisionale di 5.000 euro e al risarcimento del danno. Una vicenda drammatica nata dopo la morte del fidanzato a seguito di incomprensioni in ambito familiare. Che però poi ha avuto questo bruttissimo epilogo in un luogo che ovviamente è riservato per il raccoglimento, per la preghiera, quindi un luogo che mai dovrebbe essere utilizzato per fatti così gravi. Probabilmente l'avvocato dell'imputato ricorrerà in appello. Non pensavo ci fosse tanta cattiveria, così dopo l'ondata di odio social l'imprenditore che pur mantenendo l'anonimato ha pagato vitto e alloggio per una settimana ai giovani pakistani sgomberati dal Park Dal Negro e finiti a dormire per protesta sotto i portici, migranti che hanno trascorso la prima notte su un letto. Li ho sentiti questa mattina alle 7:30, erano veramente contenti perché finalmente avevano dormito su un letto, perché hanno dormito su un letto. Un pasto caldo, un bagno a disposizione, la prima notte in un letto, vestiti puliti con cui andare al lavoro l'indomani. Per gli 11 giovani stranieri che si erano accampati sotto i portici di via Municipio, molti dei quali in precedenza allontanati dal Park Dal Negro, una parentesi di normalità, sebbene la bufera politica continui e il futuro rimanga incerto. Li abbiamo intercettati tutti. Tramite loro, naturalmente sono loro che si chiamano, che si parlano, e il problema è che molti hanno paura, molta paura, perché hanno perso i documenti. Anzi, io vorrei anche lanciare un appello: se qualcuno sa di questo zaino con questi documenti di questo ragazzo che è veramente demoralizzato di più, di riportarglielo. Una settimana di vitto e alloggio offerta da un imprenditore che si è rivolto a Mirella Tuzzato, presidente dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, giudicando inaccettabile il grado di disperazione di questi migranti. Lui, quando ha sentito questo ragazzo che ha detto "se questa è vita voglio morire", lui mi ha chiamato, ha detto "io non posso sentire questa frase su un ragazzino, un ragazzo giovane, potrebbe essere mio figlio, mio nipote, e non dare la possibilità a questo ragazzo di dire guarda che ci sono anch'io, che posso aiutarti". Proverò una settimana quello che posso fare, ma spero che altri lo facciano. Imprenditore che continua a mantenere l'anonimato non tanto per modestia quanto per paura, dice, di ritorsioni, perché il clima intorno al tema accoglienza, quello politico ma anche quello sociale, rimane infuocato. Lo dimostrano i violenti messaggi che gli sono stati indirizzati via social. Di qualche frase sua. Che non pensava ci fosse così tanta cattiveria, che ce ne fosse sì, ma così tanta cattiveria e ignoranza, ecco, non se l'aspettava. Una goccia nell'oceano, continua a definirla Mirella, che a qualcuno però dà fastidio e che qualcun altro considera di fatto inutile. L'imprenditore, che non so chi sia, un imprenditore anonimo, io lo ringrazio perché per una settimana darà speranza a questi ragazzi. Ma finita la settimana... Che si fa? Cioè, come dire, dopo? È questo il tema, no? Intanto cominciamo da questa settimana e poi vedremo, perché se cominciamo a dire sempre ma ce ne saranno altri, ma intanto cominciamo con questi 11 e poi vediamo. Soluzione accolta con favore anche dalla diocesi che, malgrado il duro attacco ai parroci che hanno difeso i migranti, ha evitato di polemizzare con il comune. Lei sta già pensando a come fare dopo questa settimana? Io intanto cercherei lavoro a questi ragazzi che mi hanno detto uno fa il saldatore, uno fa il giardiniere, uno è muratore, altri 4 lavorano i campi, perciò sanno fare la raccolta. Ecco, vorrei capire, adesso mi informerò con chi di dovere, come fare per aiutare questi ragazzi a trovare un lavoro. E poi la sistemazione, a mio avviso, la troviamo, basta unire le forze, ecco, che le associazioni non rimangano divise, che la Chiesa unisca. Ecco, e che gli amministratori devono capire che anche loro devono fare un grande tavolo con chi di dovere e con le persone competenti che hanno nel loro territorio. Lancio il mio appello, a tutti quegli imprenditori che fanno uso della manodopera di queste persone durante il giorno, che se di giorno sfrutti la loro manodopera, fai lo sforzo di dar loro l'ospitalità. Vandalizzazione a Nervesa della Battaglia, distrutto un raccolto di asparagi schiacciati con l'auto.
Centinaia di piante di asparagi tranciate di netto dai vandali che hanno calpestato con un'auto 130 metri di coltivazioni, mandando in fumo l'intero raccolto. Rabbia e amarezza per la famiglia Benedetti, che gestisce da generazioni l'azienda agricola Penacio a Dus di Nervesa della Battaglia e che coltiva prodotti stagionali. L'amara scoperta al momento di raccogliere gli asparagi, tutti da buttare. Un campo difficile da raggiungere al termine di una lunga strada sterrata tra serre e vigneti, un gesto violento sul quale indagano i carabinieri. Quando siamo arrivati per raccogliere gli asparagi, abbiamo notato subito che non c'era la solita misura, diciamo. E quando siamo arrivati in testa al campo abbiamo cominciato a vedere il segno bianco, invece di vedere le punte bianche si vedeva il segno. Abbiamo camminato su e giù e abbiamo visto il segno delle ruote. Un gesto vandalico che compromette il raccolto di alcuni giorni, impossibile recuperare, lavorare e vendere il prodotto al mercato di Treviso, dove i Benedetti si recano durante la notte. Hanno rovinato gli asparagi che comunque si buttano, germinano ancora, però per 2 o 3 giorni e dopo è il disprezzo del cibo, della roba da mangiare per terra. Non è per i soldi sempre, è per il gesto che speriamo sia la prima e ultima volta per noi, per tutti quelli che lavorano. Si lavora tutto l'anno per il mese e mezzo o 2 di raccolta e quindi dispiace ancora di più. Difficile capire il motivo del gesto, saranno i carabinieri a indagare, cercando di risalire i responsabili, magari utilizzando le immagini delle telecamere che si trovano lungo la strada principale. Intanto la famiglia Benedetti si rimbocca le maniche cercando di recuperare nei prossimi giorni gli asparagi persi e inutilizzati. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta, cresce la polemica sui conti della Fondazione Milano Cortina 2026. Secondo l'associazione ambientalista Mountain Wilderness, il debito accumulato per l'organizzazione dei giochi non dovrebbe ricadere sulle casse pubbliche. Nel mirino la gestione della fondazione e la richiesta che eventuali responsabilità siano attribuite ai vertici. Sono oltre 300 milioni di euro di debito, secondo le prime stime, quelli accumulati dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per la gestione dei giochi invernali. Una cifra che secondo Mountain Wilderness potrebbe crescere ulteriormente con la chiusura del bilancio e che per l'associazione non sarebbe una novità. Non è una sorpresa, eravamo a conoscenza di una situazione importante e adesso pensiamo sia venuto allo scoperto solo una prima parte del debito. Dobbiamo attendere il bilancio di fine 2026 per avere una completezza di informazione. L'associazione punta il dito contro un modello di gestione che a suo dire scaricherebbe i costi sugli enti pubblici, nonostante la fondazione operi come soggetto di diritto privato. Secondo Mountain Wilderness, infatti, lo Stato e gli enti territoriali avrebbero già messo a disposizione centinaia di milioni di euro, mentre una parte consistente dei ricavi deriva da sponsor, diritti televisivi e contributi del Comitato Olimpico. È vero che i soci fondativi sono pubblici, è vero che
le nomine della fondazione sono tutte nomine politiche, pubbliche, quindi però è inconcepibile che lo Stato vada a ripianare debiti così consistenti di un ente privato. A nostro avviso vanno richiamati ai loro doveri chi ha amministrato la fondazione. Teniamo presente che stiamo parlando solo della gestione dei giochi olimpici, non delle opere. Bene, andiamo a richiamare questi e devono pagare loro di persona. Mountain Wilderness auspica l'intervento della Corte dei Conti per verificare la legittimità dell'utilizzo di risorse pubbliche e accertare eventuali responsabilità nella gestione. Abbiamo il sentore che la Corte dei Conti sia già attivata su questi percorsi. Chiediamo che l'analisi sia approfondita, però rimane incomprensibile come nel nostro Paese i debiti dei privati debbano venire coperti con fondi pubblici quando abbiamo bisogno di fondi per la montagna, per la sanità, per il mondo dell'istruzione e della cultura. Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa in questura a Padova che abbiamo in parte seguito con gli aggiornamenti, la ricostruzione prima e poi gli aggiornamenti sulle indagini dell'omicidio di Marco Cossi, e allora andiamo subito in diretta da Valentina Visentin per un riepilogo degli aspetti più importanti emersi dalle parole del questore Odorisio. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova. È stato ricostruito nel dettaglio l'omicidio di Marco Cossi avvenuto domenica sera a Padova in via Isonzo, a partire dal movente del delitto che poi ha portato appunto alla misura all'ordinanza di custodia cautelare in carcere di Samuele Donadello, il socio in affare con cui Cossi doveva aprire proprio lunedì un'attività di food truck. E proprio la gestione di questo camioncino per la vendita di panini sarebbe all'origine della violente lite scoppiata domenica sera. Un furgoncino che a quanto pare, a quanto dichiarato dall'indagato che ora è stato trasferito in carcere, che questa mattina è stato trasferito in carcere, sarebbe dovuta essere una copertura per la vendita di droga. Sempre secondo le dichiarazioni che ha dato spontaneamente agli agenti della polizia della squadra mobile di Padova l'indagato, sarebbe stata un'idea della vittima di Marco Cossi quella di usare come copertura per la vendita di chetamina e di sigarette svapo con il principio attivo dei cannabinoidi, appunto usare questo furgoncino per la vendita dei panini che doveva essere posizionato all'esterno di una zona di locali molto frequentata dai ragazzi. Quella notte si erano dati appuntamento per appunto delineare l'attività e la lite sarebbe degenerata con la violenta aggressione a colpi di coltello. Un caso di overkilling l'ha definito il questore di Padova Marco Odorisio, proprio per la ferocia e per il numero spropositato di coltellate che sono state inferte a Marco Cossi, oltre 15 al collo, all'addome e al volto, e questo ha fatto subito propendere gli investigatori per la pista di una conoscenza, di una relazione tra la vittima e il suo aggressore. L'aggressore che è stato individuato poi nel giro di 15 ore subito dopo il delitto, controllando i messaggi, la messaggistica e le telefonate nel cellulare della vittima. Da qui si è risalito a Samuele Donadello. Nella sua auto i poliziotti hanno trovato un gilet macchiato con vistose tracce ematiche da contatto e da gocciolamento, un gilet che aveva indossato quando è uscito di casa, e lo inchiodano le telecamere di sorveglianza della zona in cui abita, e con cui poi era rincasato alle 23:30 subito dopo il delitto. Manca ancora l'arma del movente, non è vero che è stata consegnata alla polizia, ma ancora non si trova, non è stata trovata, ed molto probabilmente è stata lanciata o in un cassonetto o nelle sterpaglie vicino al luogo del delitto, e ancora non è stata ritrovata. Ma questo appunto è quanto è emerso, e per il momento l'indagato, che questa mattina
è stato trasferito nel carcere di Padova, risulta indagato per omicidio volontario, era stato interrogato prima, era stato sentito per consumare informazioni il lunedì mattina subito dopo il delitto e poi martedì mattina si era presentato spontaneamente in questura per fare le sue autodichiarazioni. Da qui la svolta che poi ha portato questa mattina all'emissione della misura cautelare in carcere. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio, noi vi lasciamo con le dichiarazioni della barista che lavora sotto casa di Marco Cossi e che conosceva entrambi. E poi la linea può tornare allo studio. In questa svolta cosa ne pensi? Ma prima pensavo, però io non voglio pensare per questo, ma troppo brutto, non voglio pensare, ma sei sanguale, ma quanto ieri ho sentito sono sanguale, ma Dio gli ha detto no. Ma sono sanguale, ma no, questo non è davvero. Quando sanguale, quando vieni qua, oppure porto la figlia qua, ma Marco è sempre gentile con la sanguale, ma fino adesso io ho detto no, questo non è decreto, sono di sanguale. Quando li hai visti l'ultima volta assieme Marco e Samuele qui? Diciamo un po' di mesi fa, questo anno, ma noi quando Samuele passò qua, non come solito, gentile, sempre sorridenti, non come solito. È cambiato un po', però non lo so come vuol dire, cambiato un pochino, però. Ma io non voglio. Mi dispiace insomma che sia stato lui, cioè che sia lui l'assassino, non lo pensavi? Sì, pensavo un po', non voglio pensare di più, ma questo è brutto, ma questo è troppo brutto, ma persone, ma non fa così, no. E questo è dunque quanto è emerso e le parole finali della barista amica di Marco Cossi, ma anche dell'uomo fermato per il suo omicidio. Questa sera tutti i dettagli nelle edizioni serali dei nostri telegiornali, ma adesso voltiamo pagina, andiamo a Belluno da Fabio Fioravanti perché si avvicina a grandi passi il via al Giro d'Italia. Dopo un anno di stop le Dolomiti si preparano ad accogliere la Carovana Rosa. Buongiorno Fabio Fioravanti e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie mille, vedete questa è la locandina di Alleghe Pian di Pezzè. Hai detto un anno di stop, penso che all'assessore Dario Bonda, che è qui con noi anche come presidente del fondo dei comuni confinanti, che è insieme a noi, insieme al sindaco di Alleghe, dire un anno di stop al Giro d'Italia in provincia di Belluno gli venga l'orticaria. Sì, no, devo dire che questa volta noi siamo riusciti nel 2026 a fare, assieme a tante persone che ci hanno aiutato, Ivan Piol, Renzo Minella, lo stesso grande amico mio che è il presidente Roberto Padrin, ex presidente della provincia, siamo riusciti a fare un grande lavoro. Chiedo scusa se interrompo, ricordo le date perché è importante dirlo. Parlavamo di Alleghe, la tappa di Alleghe, il momento clou di questa presentazione è per il 29 maggio. Alleghe, ricordiamo, con partenza da Feltre. Poi ci saranno, sempre il 29 maggio, anche da Agordo Alleghe, il Giro d'Italia elettrico, quindi citiamo altre località coinvolte, e poi il Giro Donne invece un po' più avanti con la cronoscalata del Neve Galli il 2 di dicembre e a Longarone il 3 di dicembre. Quindi tante località, ripetiamo, Feltre, Alleghe, Agordo, Belluno, Longarone coinvolte da questa manifestazione. Per Alleghe con un ricordo che lei ha voluto fare di un ciclista sempre amato dagli italiani. Sì, Marco Pantani il 26 giugno del 1992 vinse il Giro d'Italia dopo aver percorso la tappa ai Piani di Pezzè. Io ho sempre sognato di poter ripetere un arrivo del Giro d'Italia su a Pezzè, è un arrivo iconico e sicuramente faremo di tutto perché lasci un grande ricordo come ha lasciato quella tappa di Pantani. Lei quanto è felice di vedere appunto tutte queste località della sua provincia? Perché ricordiamo, lei è un bellunese, tra l'altro molto vicino a Feltre.
No, io sono felice di vedere tante tappe e tanto entusiasmo in Veneto per il Giro d'Italia. Ma siamo a Belluno oggi. Però stavolta siamo a Belluno e diciamo viva Belluno. Ma insomma siamo riusciti a portare una tappa bellissima, che è una tappa probabilmente iconica e anche conclusiva del Giro d'Italia, ma ricordo che il Giro d'Italia a livello italiano significa 2 miliardi e 200 milioni di giro affari, significa che tutti quelli che vengono a vedere una tappa poi ritornano al 61% a pernotare o a mangiare qualcosa, significa tanta economia, significa una grande visibilità, significa anche portare benessere, quindi non solo le Olimpiadi ma anche un grande evento che noi dobbiamo essere bravi a mantenerlo anche nei prossimi anni. Ricordiamo che se le tappe si fanno, le tappe hanno anche un costo, questo avviene grazie a una sua idea all'interno del fondo Comuni Confinanti di cui lei è presidente. Quando sono arrivato ho lanciato subito l'idea dei grandi eventi, ma non è perché io sono intelligente, perché sono una persona media, normale, anzi forse anche più bassa della media, però al di là di questo ho copiato da chi faceva bene ed è la provincia di Trento. La provincia di Trento con Trentino Marketing e tutto il sistema di promozione si è inventata ancora 15 anni fa i grandi eventi e vediamo dove è arrivata. E ancora una cosa prima di lasciare la linea al sindaco di Alleghe, per la sua comunità questa tappa cosa vuol dire? Beh, per la mia comunità è sicuramente un grande orgoglio perché naturalmente si pensa alla visibilità che avrà il nostro territorio a livello internazionale. Ricordiamo che ci sono 200 paesi collegati e da come dice RCS 750 milioni di spettatori. Tanti numeri, tante date, ve le abbiamo ricordate, ma ricordiamo ancora appunto Alleghe, Pian di Pezzè, la locandina di questo momento di sport ma anche di vita insieme, perché il Giro d'Italia muove tanta gente, tante curve piene di tifosi, tante persone che dormono magari in camper per vederlo, un momento davvero di festa popolare. È tutto da Belluno, grazie per la linea a voi studio. Grazie Fabio Fioravanzi, grazie a Stefano Bozzi per il supporto tecnico e grazie naturalmente anche ai loro ospiti. E noi abbiamo ancora qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta, è stato dimesso dopo sole 24 ore dall'operazione per una neoplasia al rene realizzata anche grazie ad un modello 3D dell'organo da operare. Avevamo un caso di un paziente con una neoplasia renale molto complessa, in cui il rischio era di dover asportare tutto il rene, mentre sappiamo che soprattutto con la chirurgia robotica la tendenza è di asportare solo la lesione preservando il resto del rene. Per essere sicuri di fare la cosa migliore, avendo a disposizione diversi approcci, abbiamo deciso di far stampare quello specifico rene e quindi è stato stampato e creato un modello in silicone customizzato, cioè specifico per quel paziente. Su quello abbiamo provato diversi approcci selezionando il migliore che poi è stato applicato al paziente e questo ha permesso di eseguire un intervento molto più rapidamente, in una maniera molto poco invasiva, per cui il paziente non ha perso sangue, è stato dimesso in prima giornata e sta benissimo. Eccolo il modellino di incredibile realismo su cui si sono esercitati i chirurghi di urologia dell'azienda ospedale di Padova. Grazie a questa riproduzione in 3D, il paziente affetto da una neoplasia complessa al rene ha superato con successo l'intervento realizzato con l'impiego della chirurgia robotica. Questa è una delle potenzialità di questa tecnica. È la punta di un iceberg, nel senso che comunque appunto tantissima attività robotica viene fatta presso l'azienda ospedaliera e sta aumentando di fatto negli anni sempre di più. Tra l'altro appunto intervenire con i robot significa ridurre innanzitutto i tempi dell'intervento della degenza, ridurre le complicazioni. Grazie alle immagini della TAC è stato creato il modello personalizzato in 3D in un materiale che rende molto simile ai chirurghi l'esperienza dell'operazione. Centrale anche l'utilizzo della chirurgia robotica che trova sempre maggiore impiego nelle sale operatorie. La robotica sta soppiantando la laparoscopica e questo è il futuro. Quindi questa è la storia della robotica che sempre più, io vedo ad esempio colleghi chirurghi generali, i chirurghi del fegato e delle vie biliari, chirurghi toracici, chirurghi pediatri, ginecologi, otorinolaringoiatri, trapianti renali, cioè
Tutte queste realtà incidono sul gruppo robotico dell'azienda. Restiamo a Padova, continuiamo a parlare di sanità con una nuova terapia in grado di dare una risposta alla maggior parte dei dolori osteoarticolari, è quella proposta dall'Istituto Flebologico Veneto. 13 milioni di persone in Italia soffrono di dolore muscoloscheletrico. Le terapie tradizionali, farmaci o interventi chirurgici spesso non sono risolutive. All'Istituto Flebologico Italiano di Padova, prima struttura in Italia, una risposta arriva da una tecnologia medicale di ultima generazione, sviluppata in Svizzera, come spiega il direttore sanitario Dimitrios Kontotanassis, direttore sanitario del centro specializzato nella cura delle malattie venose. Molte volte si scambia la clinica di una patologia con magari la clinica di un'altra. Il nostro compito è che siamo professionisti, quindi il nostro parere clinico sta nel fatto di individuare qual è la patologia e cos'è che dobbiamo curare. Oggi è fattibile con la terapia non invasiva del dolore che si chiama T-Therapy, che cura il 97% del dolore osteoarticolare. È una novità, come tutte le novità le abbiamo studiate, le abbiamo vagliate. Curare il dolore non è solo curare una patologia, è curare l'anima, la psiche, portare di nuovo queste persone a una socializzazione, togliere la depressione che crea il dolore e soprattutto spesso molti farmaci creano oscurità, depressione, si va in spegnimento per spegnere anche il dolore, non è più accettabile. Applicata per la prima volta a Padova, è prossima in Veneto l'apertura di altri 40 centri. T-Therapy prevede l'applicazione di dispositivi medici costituiti da magneti statici, applicati sull'area interessata tramite cerotto chirurgico, in modo semplice e non invasivo. Una tecnologia che unisce medicina allo studio della fisica. Fisica perché i campi magnetici che vengono utilizzati, che ci tengo a precisare che non sono delle calamite ma sono dei campi magnetici che sono studiati in laboratorio, hanno delle forze specifiche, sono compatibili con tutti, quindi ne possiamo curare sia i bambini che le persone anziane senza nessun tipo di problema. Il nostro compito fisicamente è quello di andare a ridurre lo schiacciamento di due strutture. Quindi se immaginiamo le due giunture, se vogliamo chiamarlo così, che tendono a essere compresse per qualche motivo, lo scopo è in prima istanza togliere i processi di infiammazione e poi dilatare sempre con le forze magnetiche le strutture. Questo era il nostro ultimo servizio per questa prima edizione, è tutto. Io ringrazio Tony Esposito e Marco Gagliazzo in regia. Ora, come di consueto, vi lascio alla sigla, a seguire ci saranno le previsioni del tempo, poi la nostra programmazione continuerà e intorno alle 15:50 il film Melancolia. Poi naturalmente i nostri telegiornali a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale, a seguire quella di Venezia e poi tutte le notizie da Treviso e provincia dalle 19:30. Naturalmente nell'edizione regionale grande spazio sulle indagini che hanno portato al fermo del responsabile dell'omicidio di Marco Cossi a Padova. Grazie ancora per averci seguito, buon proseguimento naturalmente su Antenna 3.